le principali notizie. A Gela, quindicenne preso a martellata in testa da un coetaneo durante la ricreazione nell'istituto professionale Ettore Majorana. L'aggressione è forse legata a un episodio di bullismo. Segregata, picchiata e presa a morsi, arrestato a Giardini Naxos un uomo che non accettava la fine della relazione con la sua ex. Ha provato anche a strangolarla e gettarla in una tromba delle scale. Altri 2 episodi violenti a Caltanissetta e Ragusa. A Niscemi l'allarme era stato lanciato 26 anni fa, interventi mai realizzati e un disastro che oggi pesa su centinaia di famiglie. A un mese dalla frana, ieri sera i cittadini in strada per chiedere verità, sicurezza e giustizia. Maxi frode fiscale da oltre 35 milioni di euro, la Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto un sistema con 200 imprese in tutta Italia accusate di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti. A Catania sfreccia il monopattino sulla circonvallazione. La polizia municipale rileva un passaggio ad oltre 65 km/h. L'episodio ripropone il problema della sicurezza e dell'assenza di regole. Sanremo, terza serata in gara, altri 15 big. Le nostre dirette con voci da Sanremo. A Sicilia 24, Salda Vinci. Calcio, allenamento a porte aperte nel pomeriggio per il Catania al Massimino. Forte resta in dubbio per la sfida con la Salernitana, mentre in mediana possibile il recupero di Di Tacchio. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Dunque paura questa mattina in una scuola superiore di Gela dove uno studente ha aggredito un compagno con un martello prendendolo alla testa. Provvidenziale l'intervento di un docente che ha evitato conseguenze ben più gravi sotto shock studenti e insegnanti. Indaga intanto la polizia, il tema resta quello del disagio giovanile. Sentiamo Gerry Italia. Attimi di terrore questa mattina all'Istituto Professionale Majorana di Gela, dove uno studente di seconda superiore ha improvvisamente estratto un martello dallo zaino e ha colpito alla testa un compagno di classe. L'aggressione è avvenuta al termine della ricreazione mentre i ragazzi stavano raggiungendo il laboratorio di fisica. Un gesto improvviso, violento, che ha gettato nel panico studenti e docenti. Decisivo l'intervento dell'insegnante di fisica che, accortosi subito di quanto stava accadendo, è riuscito a disarmare il giovane aggressore e a prestare i primi soccorsi alla vittima. Nella colluttazione anche il professore è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il ragazzo colpito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma lo shock rimane forte. E si è fatto male, Il ragazzo però mi dicono che non è in pericolo di vita, non è una cosa grave. Sarà stata una cosa superficiale perché il collega subito si è avvendato, dice Certo. di lui. Secondo una prima ricostruzione, all'origine del gesto ci sarebbero ripetute offese e prese in giro subite nei giorni precedenti, un contesto di tensione e di disagio che adesso gli investigatori stanno cercando di chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e la scientifica per i rilievi. L'istituto è rimasto a lungo sotto controllo mentre compagni di classe, insegnanti e dirigenti scolastici cercavano di ricostruire quanto accaduto. E a Paternò, nel Catanese, uno studente di un altro istituto professionale è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo. Prima di entrare a scuola, i militari gli hanno trovato addosso e sequestrato un coltello a serramanico. Ci occupiamo della violenza sulle donne da Giardini Naxos a Caltanissetta sino a Ragusa. Solo oggi 3 episodi che appunto confermano quanto appunto sia ancora grave il fenomeno. Sentiamo il servizio. Donne picchiate, minacciate dalla provincia di Messina a Caltanissetta sino a Ragusa sono stati diversi i casi nelle ultime ore. A Giardini Naxos domenica scorso un 41enne catanese è stato fermato per aver aggredito e pestato a sangue picchiandola con calci e pugni l'ex convivente. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Taormina dove è stata ricoverata. Oggi all'uomo è stato convalidato l'arresto. Oltre al tentato omicidio gli sono stati contestati anche i reati di sequestro di persona, maltrattamenti, atti persecutori, accesso abusivo al sistema informatico, un rapporto burrascoso caratterizzato dalla gelosia. Lui le impediva di uscire con le amiche, l'ha cancellata dai social sino alla notte tra il 21 e il 22 febbraio scorso, quando la donna è stata aggredita dall'ex e costretta a restare in casa per alcune ore. A Caltanissetta invece un uomo di 30 anni è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti e minacce. L'uomo avrebbe sistematicamente sopraffatto la convivente
con aggressioni fisiche e verbali, controllandone gli spostamenti, impedendole di frequentare familiari e amici, distruggendole in più occasioni il cellulare per evitare che potesse chiamare la polizia. Episodi simili si sarebbero verificati anche davanti ai figli minori. Altro episodio avvenuto a Ragusa, dove un 47enne ha insultato e picchiato violentemente la convivente, colpendola con calci e schiaffi. La donna è riuscita a svincolarsi per un attimo e a chiedere aiuto al 112. I carabinieri al loro arrivo hanno trovato l'uomo quasi nudo che sbatteva la testa della donna contro il pavimento e dopo averlo bloccato lo hanno arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata trasportata all'ospedale dove al termine delle medicazioni è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. L'uomo invece è stato condotto in carcere. Adesso a Siracusa, dove è stato fermato stamattina dalla polizia l'uomo che è un nigeriano senza fissa dimora che terrorizzava una signora tentando persino di aprire una finestra nella sua casa, prima un trattamento sanitario obbligatorio e poi andrà in comunità. Francesco Aloi. L'incubo è finito. L'uomo che da mesi terrorizzava questa zona a 2 passi dal terminal bus è stato fermato. Così Rossana è più serena. Appena qualche giorno fa il nostro TG aveva lanciato un grido d'allarme. Devo dire che c'è stato un dispiegamento di energie da parte della dirigenza della questura di Siracusa, ma anche della magistratura. Il senzatetto nigeriano continua a dire di essere Dio e nella casa della signora più volte ha provato ad aprire una finestra per fare affacciare Gesù, diceva. Ma adesso la polizia lo ha portato all'Umberto I per un TSO e poi andrà in una comunità psichiatrica. Non ho la certezza che questa persona non scappi da là e non ritorni da me, ma sicuramente sto molto meglio perché finalmente il mio caso è trattato come doveva. Da tempo viveva in un capannone in disuso. I titolari lo avevano allontanato, ma nulla. Il suo rifugio era lì dietro questo cancello, ogni giorno lui lo scavalcava e lì in fondo si sentiva al sicuro. E adesso siamo entrati anche noi. In un certo senso questa era la zona giorno, lui qui soggiornava, lì c'è il divano, ci sono anche alcune bottiglie, scarpe, era diventato un terrore. Ora qui sono tutti più tranquilli. Ha bucato qua all'officina praticamente per attraversare, che doveva fare l'autostrada in modo suo. Poi da me in carrozzeria è salito sul tetto, ha recato altro danno. A Niscemi adesso l'allarme era stato lanciato 26 anni fa, interventi mai realizzati e un disastro che oggi pesa su centinaia di famiglie. A un mese dalla frana, ieri sera è scesa in strada per chiedere verità, sicurezza e giustizia. Sentiamo GR Italia. Era tutto a portata di mano, documenti, studi tecnici e previsioni dettagliate. C'erano avvertimenti chiari, messi nero su bianco, oltre 20 anni fa. Nel dicembre del 2000 una relazione della Commissione Tecnico-Scientifica della Protezione Civile segnalava il rischio concreto di una frana di grandi dimensioni e indicava una serie di interventi urgenti per mettere in sicurezza Niscemi. Opere che a distanza di 26 anni risultano in gran parte mai realizzate. E il risultato è sotto gli occhi di tutti dal 25 gennaio scorso. 5 edifici crollati, 4 in bilico, 137 dichiarati inagibili, 3 scuole chiuse e oltre 500 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Oggi quel dossier è al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura di Gela per disastro colposo. I magistrati hanno incaricato 3 docenti dell'Università di Palermo di ricostruire cause e responsabilità per chiarire se e come si potesse evitare la tragedia. Intanto, a un mese esatto dal disastro, Niscemi è scesa in piazza. Migliaia di persone hanno risposto all'appello del Comitato Evento Franoso e hanno dato vita a un lungo corteo con una fiaccolata. In testa uno striscione: il coraggio di restare, la forza di cambiare, nessuna bandiera politica, solo cittadine, famiglie, sfollati e lavoratori. Ringrazio tutti i cittadini che si sono stretti oggi insieme a tutti gli sfollati per manifestare la solidarietà di tutta la città e la richiesta di tutta la città alle istituzioni perché inizino a fare quelle opere necessarie per far ripartire Niscemi, e la prima cosa è far rientrare le persone nelle loro case in sicurezza. Il corteo ha attraversato le vie principali e si è fermato anche davanti alla SP12, una delle zone simbolo della devastazione, oggi transennata e silenziosa. Poi l'arrivo al santuario di Maria Santissima del Bosco con una partecipazione che è andata oltre ogni previsione. Al calare della sera le fiaccole hanno illuminato la città, piccoli segni di luce contro il buio dell'incertezza. A Niscemi la speranza resiste ancora, insieme alla richiesta di verità e di giustizia.
E non c'è solo Niscemi, in Sicilia tanti altri paesi che devono fronteggiare il dissesto idrogeologico, come a San Fratello. Siamo nel Messinese, dove 2 frane in 16 anni hanno messo in ginocchio un'intera comunità. Il servizio di Marco Gullà. Così era e così è rimasto. Hanno usato Niscemi per fare le passerelle e poi non si è visto più nessuno. Qui siamo a San Fratello, in provincia di Messina, e negli ultimi 16 anni si sono registrate 2 violente frane, una nel 2010 con 1500 sfollati, poi nel 2023 con decine di famiglie costrette a lasciare la propria casa. Una situazione molto simile a quella di Niscemi. Quel che fa riflettere è che però questi grossi massi, questi costoni che ormai hanno praticamente distrutto la carreggiata, sono qui da oltre 3 anni. Eppure questa frana poteva essere evitata, anche perché erano previsti dei fondi per la prevenzione del territorio, prevenzione che però non c'è mai stata. Qualsiasi segnalazione fatta da noi cittadini o era presa con una semplice risata o era passata in sottobanco. Ah sì, è una pietra, cade, va bene, cade, ma se c'era un monitoraggio, un qualcosa, forse non si arrivava neanche a questo punto. Oggi noi siamo a circa 3 anni da quando è venuta questa situazione di dissesto che sta mettendo in ginocchio la nostra comunità, non solo per circa 40 persone che furono sfollate e che ad oggi vivono purtroppo in un limbo, ma anche dal punto di vista economico, perché questo smottamento ha bloccato 2 delle vie principali. Ma com'è possibile che in 3 anni non è stato spostato neanche un masso? A questa domanda la Regione Sicilia ci risponde con una mail, sostenendo che le attività non si sono mai interrotte e che hanno richiesto del tempo per i complessi approfondimenti geognostici. Frode fiscale da oltre 35 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Agrigento, 18 gli indagati in Sicilia e altre 4 regioni. Sentiamo di che si tratta il servizio di Desiree Ferlito. Maxi frode fiscale da oltre 35 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto un sistema che avrebbe coinvolto più di 200 imprese in tutta Italia, accusate di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per abbattere il reddito e pagare meno tasse. Le indagini condotte dalla compagnia di Sciacca hanno ricostruito l'emissione di oltre 2000 fatture false da parte di 7 società fittizie intestate a prestanome e prive di reale attività. I documenti simulavano sponsorizzazioni legate a gare automobilistiche di rally mai avvenute. Attraverso questo meccanismo aziende con sede in Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia avrebbero ottenuto costi fittizi per milioni di euro. Determinanti gli accertamenti bancari, le intercettazioni e i pedinamenti, svolti anche con il supporto dei carabinieri di Sciacca. Al centro del sistema un imprenditore agrigentino ritenuto la mente dell'operazione, che avrebbe trattenuto l'IVA delle fatture false e una commissione tra il 5 e il 14%. In totale sono 18 le persone denunciate, mentre 13 società coinvolte. Contestate violazioni tributarie per oltre 21 milioni di imponibile e quasi 5 milioni di IVA. Durante una perquisizione sono state sequestrate 305.000 euro in contanti, di cui 225.000 nascosti in sacchetti sottovuoto dentro un intercapedine. Sigilli anche a una villa di lusso ad Agrigento e 4 auto di grossa cilindrata. A Palermo si avvera il sogno di padre Pino Puglisi. Partono a Brancaccio i lavori per il nuovo asilo, spazi all'aperto e aule per 60 bambini. Oggi la consegna dei cantieri dopo anni di ritardi e polemiche. Marco Gullà. Era uno dei sogni di padre Pino Puglisi, l'asilo nido a Brancaccio. Dopo 7 anni tra polemiche e lungaggini burocratiche, questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna del cantiere del nuovo asilo. La struttura sarà dotata di spazi didattici, aree gioco all'aperto e servizi accessori per garantire una crescita equilibrata e sicura ai 60 piccoli ospiti. Il significato è fortemente non simbolico, ma finalmente è un segno tangibile, dove la gente ora finalmente vede che questo asilo sorgerà, perché per arrivare a questo punto noi siamo stati almeno 7 anni a combattere col territorio che non voleva creare, e quello era normale perché c'era un'area franca
dove ci facevano quello che volevano. Quando invece gli abbiamo fatto capire quello che si doveva fare, loro hanno aderito al progetto. L'opera ha un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro tra fondi POC, metro e stanziamenti comunali. Ma quando sarà pronta? Teoricamente dovrebbero finire entro il 31 dicembre 2026. Io non sono certo che questi tempi potranno essere quelli effettivamente rispettati, però io sono convinto che entro il 2027 il lavoro potrebbe essere completato. Il progetto, nato dall'eredità educativa di Don Puglisi, ha subito anni di ritardi dovuti a lentezze burocratiche, tensioni politiche e rinvii del Consiglio Comunale. Cosa significa questo asilo per Brancaccio? È una cosa che sperava tanto padre Pino Puglisi, ma è anche una rinascita per il quartiere, perché comunque siamo un po' abbandonati. Sfreccia in monopattino sulla circonvallazione, la polizia municipale rileva un passaggio ad oltre 65 km/h. Questo episodio ripropone il problema della sicurezza e soprattutto dell'assenza di regole. Sentiamo Tonino De Mana. Sulla circonvallazione di Catania corrono auto, corrono moto, corrono cavalli ed ora corrono, anzi sfrecciano, persino i monopattini con un passaggio rilevato ad oltre 65 km/h. Sì, 65 km/h che non porteranno comunque ad una sanzione nonostante il limite massimo di 50 km/h. Il perché lo spiega direttamente il comandante della Polizia Municipale Peruga. Circolava sulla circonvallazione alla velocità di quasi 70 km/h. Senza la targa non è stato possibile contravvenzionare? No, non è stato possibile perché, ripeto, dal rilievo con l'autovelox abbiamo rilievo fotografico di spalle del conducente, ma non abbiamo avuto elementi ulteriori per poter identificarlo e né ci sembra, dalle immagini che abbiamo in nostra disponibilità, che sia riferibile a un mezzo noleggiato. Il mezzo a due ruote è stato immortalato sul viale Andrea Doria, direzione di marcia Ognina. Al di là della velocità sono in tanti a bordo di monopattini a non rispettare il codice della strada. Il casco non ce l'ho. Lo sai che è obbligatorio? Anche su questo? Non lo sapevo. Diciamo che lo so, ma ancora onestamente non ho capito se è già in vigore o meno. Siamo stati sulla via Etnea, abbiamo visto tante persone, tanti monopattini, ma i cui conducenti erano senza casco. Anche questo è un obbligo che è stato recentemente introdotto, come anche l'obbligo di targare il monopattino e di procedere alla copertura assicurativa. Monopattini che sfrecciano, ma non a 65 km/h, nella centralissima via Etnea, dove l'incolumità dei pedoni è a rischio. Ho visto che comunque in via Etnea ti guardavi a destra e a sinistra. Da chi? Dai monopattini o da altro? No, è carattere, io mi guardo sempre a destra e a sinistra. Restiamo a Catania, dove arriva il vincolo sugli archi della Marina, il viadotto della ferrovia della cui demolizione si parla da un decennio. Lorena Dolci. A chi sì, a chi no. Arriva il decreto che mette la parola fine alla diatriba che divide i catanesi da oltre un decennio. Gli archi della Marina non si toccano, sono opera di interesse culturale. Su di loro, insieme ai treni, passa adesso il vincolo chiesto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania e sancito con decreto regionale del giugno scorso. Ad avviare il procedimento l'allora soprintendente Donatella Aprile. Si ritiene che sia la testimonianza della nostra città, della città ottocentesca, perché rappresentano sicuramente, oltre che un significato architettonico che è sotto gli occhi di tutti, perché ha una storia. Da lì non dimentichiamo, c'è anche un aspetto etnoantropologico. Passa la nostra Sant'Agata. Poi il progetto del nodo Catania, che prevede l'interramento della stazione ferroviaria e dei binari, aveva sollevato l'ipotesi della demolizione, totale o selettiva, del viadotto delle ferrovie, sposata da vari tecnici e a titolo personale anche dal sindaco trentino, per valorizzare l'affaccio verso il mare. Anche a volere tentare un'immagine così virtuale di questi archi della Marina, della città senza gli archi della Marina, ma cosa guadagnerebbe la città? La visione sul capolinea degli autobus oppure su alcuni edifici appartenenti al porto o meno, che sono sicuramente discutibili, quindi il mare certo lì non lo possiamo riportare. Il mare torna solo nelle foto d'epoca che li ritraggono lambiti dall'acqua e circondati dalle barche dei pescatori. Poi, con l'ampliamento del porto, il mare fu interrato e da scenario marittimo è diventato paesaggio urbano. Breve pausa e poi torneremo con un progetto per la povertà educativa a Catania.
Adesso in diretta a Sanremo per le ultime novità sul festival, questa sera terza serata con l'esibizione di altri 15 big, ma ci colleghiamo subito con Roberta Lunghi, buongiorno. Ciao Giusy, buongiorno al pubblico del nostro telegiornale. Siamo qui a Sanremo, davanti a Casa Sanremo, a un passo da Piazza Colombo, dove questa sera si esibiranno i The Colors. In sottofondo sentite la musica, qui è un continuo suono. E allora un'altra giornata di attesa, in fibrillazione tutti i big che si dovranno esibire questa sera, 15, altri 15 che godranno questa volta anche del televoto, quindi è certamente facile ipotizzare che diciamo gli artisti più amati dalla gente avranno un ottimo contributo al piazzamento per quello che riguarda la classifica, e uno di questi, noi non abbiamo dubbi possa essere così, è certamente Saldavinci, amatissimo anche nella nostra terra, e soprattutto nella nostra terra ci ha tenuto durante il nostro incontro a salutare la Sicilia con particolare cuore, che stasera certamente lo voterà in massa con il televoto. Noi lo abbiamo sentito e ve lo proponiamo immediatamente. Pronto per il palco? Questa sera si ritorna all'Ariston, televoto. Inizia nuovamente l'adrenalina dal mattino. Sì, pronto, questa sera non vedo l'ora di salire sul palco. Ho rotto il ghiaccio la prima sera e questa sera naturalmente spero di essere un pochino meno adrenalinico. No, invece ci siamo divertiti tanto, ti abbiamo visto ballare pure con una signora in prima fila. Che bello quel momento, spero che io non gli abbia rovinato la serata, perché l'ho vista all'inizio un po' imbarazzata. E questa sera che cosa ci aspetta? Questa sera ci aspetta, che cosa mi aspetta? Penso, mi auguro il calore del pubblico sia da casa soprattutto, ma anche dall'Ariston, che quello comunque ti dà una grande carica. E dalla Sicilia al sud sicuramente, tiferà per te. E dalla mia Sicilia, la mia cara Sicilia, vi abbraccio tutti e ci vediamo questa sera in TV. Vabbè, se vi piace la canzone votatela, se non vi piace facetevi i fatti vostri. Sto scherzando, vi voglio bene. Viva la Sicilia! Allora, lui è attivissimo, pensate che oggi alle 14, quindi proprio poco fa, ha inscenato insieme a un gruppo di persone un flash mob in piazza San Siro. Qui vi faremo vedere poi più tardi anche le immagini di questo momento, proprio in onore e per amore dei sentimenti eterni, quelli che lui racconta e canta nella sua canzone. Questa sera grande attesa per l'esibizione dei 15 big, per la gara dei due giovani che si contenderanno appunto il primo posto. E poi attenzione, c'è la grande musica con Eros Ramazzotti che ricompone insomma una performance in coppia con la splendida Alicia Keys. Da Sanremo è tutto, vi restituisco la linea, appuntamento a tra poco con Voci da Sanremo. A te Giusy. Grazie Roberta e buon lavoro. Noi ci fermiamo, brevissima pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania atteso oggi da un allenamento a porte aperte al Massimino Toscano a Salerno, potrebbe dover rinunciare a Forte mentre attende Di Tacchio per dare un'alternativa al centrocampo. Marco Carli. Con la spinta che arriverà dai propri tifosi, oggi il Catania farà un pieno di entusiasmo al Massimino per l'allenamento a porte aperte. Dovrà servire anche per la partita perché i tifosi etnei alla Recchi non ci saranno, vendita dei biglietti vietata ai residenti in Sicilia. Per quanto riguarda il campo, a Salerno è molto difficile che si possa vedere Forte. Il giocatore ha un problema al polpaccio, fra il gemello e il soleo. La zona è delicata, se forza potrebbe rischiare di perdere altre partite, allora ci potrebbe stare la cautela. Dall'altro lato Di Tacchio ha la possibilità di tornare in campo anche forse dal primo, qualora le condizioni lo consentano. Dunque, in vista della partita della Recchi, Toscano potrebbe confermare la difesa degli ultimi due turni, così come la mediana, con l'alternativa di Tacchio, come detto, recuperato Caturano, ma in attacco andrà uno fra Rolfini e Lunetta con i conseguenti adattamenti sulla tre quarti, dove le alternative non mancano, con un D'Ausilio che ha fatto benissimo nelle ultime, uno dei giocatori più in forma del Catania, a parte i gol, in crescita, tutti i dati che lo riguardano. È stato valore aggiunto con il Giuliano, vuole esserlo anche a Salerno.
È tutto, la prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.